La certificazione degli esperti BIM è diventata molto importante e ha subito una rapida accelerazione, soprattutto in questi ultimi periodi in cui nel settore delle costruzioni la metodologia BIM è stata inserita nei bandi di gara per le opere pubbliche, che prevedono anche la presenza di figure qualificate per guidare il processo BIM. La certificazione è riferita a sono due riferimenti normativi, quindi la UNI 11337 parte 7 e la successiva prassi di riferimento UNI 78, che sono gli attuali riferimenti per la certificazione. ICMQ storicamente opera nel mondo dell'edilizia e crede che attraverso strumenti avanzati e digitalizzati si possano supportare le fasi di realizzazione di opere e di edifici a raggiungere più facilmente ed efficacemente obiettivi di sostenibilità. In particolare ICMQ è stato in grado di intercettare queste richieste dal mercato e quindi siamo stati promotori sin dal 2015, quindi prima ancora dell'entrata in vigore dei riferimenti normativi, perché abbiamo messo a disposizione un nostro schema di certificazione. Questo nostro know-how è stato poi utilizzato come anche base di partenza per gli attuali riferimenti normativi e analogamente anche per quanto riguarda il sistema di gestione BIM abbiamo redatto una specifica tecnica per la certificazione di tutte le parti interessate alla filiera digitale a cui hanno partecipato esponenti, diciamo, importanti, quali il Ministero delle Infrastrutture, Building Smart Italia, CTE, Enel, Iterfer e RFI, segno che c'era una necessità di individuare dei requisiti condivisi. Anche in questo caso l'esperienza di CMQ è poi confluita nella predisposizione della prassi di riferimento 74 di cui siamo stati project leader. Perché faccio questa premessa? Perché si tratta sì di una certificazione molto importante in cui la competenza tecnica è fondamentale. Tornando ai riferimenti normativi e quindi a quali sono le figure chiave per la gestione del processo BIM, la norma ne identifica 4, quindi il BIM Specialist, che è un operatore avanzato nella gestione della modellazione informativa, BIM Manager che gestisce i processi digitali, BIM Coordinator che coordina i flussi informativi di commessa e CDE Manager che è una figura più legata all'ambiente di gestione di condivisione dati. Queste figure professionali vengono certificate da un organismo di certificazione, quindi che fornisce garanzia di terzietà attraverso un processo di esame. Come si svolge l'esame? Consiste in una prova scritta, una prova pratica e un colloquio orale. La prova scritta è un test con domande a risposta multipla. La prova pratica consiste in un caso di studio che viene differenziato per ogni figura professionale, perché ognuna delle figure professionali che ho citato precedentemente hanno caratteristiche e compiti differenti e quindi devono dimostrare anche una competenza differente. In questo caso il caso di studio viene customizzato sulla singola figura professionale. Poi c'è una prova orale in cui c'è la discussione individuale con l'esaminatore e la valutazione della prova pratica. Una volta ottenuta la certificazione che ha una validità di 5 anni, è previsto annualmente comunque un mantenimento delle competenze per cui la certificazione costituisce anche garanzia di mantenimento nel tempo di queste competenze. Noi crediamo che attraverso la sottoscrizione di questa convenzione con FOIV non solo sia possibile riservare agli iscritti, agli ordini aderenti a FOIV delle tariffe dedicate per l'accesso alla certificazione, ma anche perché certificandosi con i CMQ i professionisti potranno entrare a far parte di un network prestigioso con l'inserimento in un registro delle competenze tecniche che ha una consolidata autorevolezza sul mercato. Parlavo prima della certificazione. Una volta che la persona è certificata, il suo nominativo viene inserito in un registro che viene gestito sia dai CMQ che da Credia. Quindi tutte le parti interessate, quindi anche nella ricerca di professionisti competenti, accedono a questi registri
per la ricerca delle competenze di cui necessitano. Ad oggi noi abbiamo certificato più di 2000 esperti BIM, quindi con il maggior numero di certificati emessi sul mercato, segno anche di una riconoscibilità della storicità e competenza di CMQ in questo settore. Inoltre è importante, parlavo prima di network prestigioso, noi offriamo ai professionisti, a noi certificati, l'opportunità esclusiva di far parte della BIM Community. La BIM Community è una community di esperti BIM italiana realizzata da ICMQ in collaborazione con Ingegno, che è il principale portale tecnico del settore delle costruzioni. Questa BIM Community riserva agli esperti BIM certificati con noi uno spazio innovativo di collaborazione, un confronto tra professionisti che lavorano in BIM e si occupano di digitalizzazione nel settore delle costruzioni, proponendo momenti di aggiornamento, di confronto, di informazione, webinar dedicati e anche occasioni di network tra professionisti e opportunità di collaborazione. Quindi perché scegliere il CMQ e perché la convenzione Confoi? Crediamo che rappresenti l'opportunità di entrare a far parte di un network importante e travalichi l'aspetto dell'autoreferenzialità, quindi sottoporsi a un processo di esame da parte di un organismo di parte terza, quindi garantisce terzietà al mercato. Il CMQ è supportato da una forte riconoscibilità e competenza tecnica che sono fondamentali per garantire l'affidabilità della certificazione.